Gender pay gap sembra quasi una parola gentile, io la traduco in italiano in maniera un poco più cruda: ti pago di meno perché sei una donna. A parità di orario e di lavoro, una donna a Belluno guadagna il 16% in meno rispetto al collega uomo. La disparità retributiva di genere arriva al 27% ed è più evidente nei ruoli apicali. Il dato, tanto allarmante quanto intollerabile, è emerso questa mattina nel salone di Villa Patta a Sedico, che ha ospitato il convegno Equamente al Lavoro, campagna della Regione Veneto in collaborazione con Veneto Lavoro, quinta tappa di una serie di incontri in programma in ogni provincia fino al prossimo giugno. Abbiamo coinvolto il mondo della scuola, il mondo delle imprese, il mondo dei sindacati per cercare di capire come riuscire a migliorare la condizione della donna all'interno di quella che è l'attività delle nostre comunità, ma soprattutto quello che è il loro impegno lavorativo. Il problema principale è culturale. Non c'è genitorialità in questo paese, cioè quando una donna ha figli è l'unica che se ne occupa, sostanzialmente. Il 67% del lavoro domestico è in carico alle donne. Bisogna cambiare questa mentalità e ci vorrebbe una rivoluzione copernicana per farlo, perché i padri devono occuparsi dei figli tanto quanto le madri. Ci vogliono più congedi, i congedi parentali non possono essere pagati al 30% e io sarei anche per una paternità obbligatoria per i padri. Il problema culturale influisce sulle retribuzioni e lo squilibrio è dovuto solo in parte alla maggior presenza di part-time tra le lavoratrici che subiscono la cosiddetta child penalty, lo svantaggio delle mamme nel lavoro. I figli diventano una zavorra ed è un peccato mortale doverlo dire in un momento in cui fare figli sarebbe il futuro, ma non possono e non devono essere solo a carico delle donne. Un ruolo importante, in certi casi decisivo, lo svolge la consigliera di parità che ha collaborato all'organizzazione dell'evento proprio in occasione della giornata internazionale per i diritti della donna. I casi dove è coinvolto molto spesso l'ispettorato del lavoro è proprio nelle cause, nelle situazioni di conciliazione tempi famiglia-lavoro. Spesso la donna è costretta a non lavorare perché non riesce a conciliare i tempi.